Sono già oltre 30.000 le istanze all'IRFIS per i contributi a fronte dell'aumento dei tassi di interesse sui mutui per l'acquisto della prima casa, gli interventi di Schifani e dell'assessore Falcone. Sono 32.643 le istanze alla piattaforma dell'IRFIS per ottenere i contributi destinati a mitigare l'aumento dei tassi di interesse dei mutui per l'acquisto della prima casa. L'ammontare delle stesse istanze è di 54 milioni di euro ed è una cifra che supera la capienza della misura, pari a 50 milioni, già definita dall'assessorato regionale all'economia e votata dall'assemblea regionale. Tuttavia il governo Schifani è già all'opera per reperire altre risorse per rimediare e Schifani afferma: il nostro governo ha colto nel segno e l'alta adesione delle famiglie siciliane al bando dell'IRFIS ce lo conferma. Abbiamo deciso di andare incontro con un contributo economico concreto alle esigenze di decine di migliaia di siciliani, soprattutto a basso reddito, duramente colpiti dall'aumento considerevole degli interessi passivi dei mutui a tasso variabile sulla prima casa. La procedura messa in campo dall'IRFIS, la nostra finanziaria, sta funzionando, come dimostra l'alto numero delle richieste caricate. Lavoreremo con impegno per concludere tutto l'iter in tempi brevi e garantire così la liquidazione delle somme a tutti coloro che ne hanno diritto. E l'assessore all'economia Marco Falcone aggiunge: quando abbiamo lanciato l'idea in pochi credevano che la regione potesse assumere efficacemente un ruolo da protagonista nella lotta al caro mutui e più in generale al caro vita. Oggi alla scadenza dei termini del bando possiamo invece affermare di aver raggiunto l'obiettivo. Il bonus contro il caro mutui ha funzionato e i cittadini hanno colto con convinzione e in gran numero l'opportunità di fruire del contributo stanziato dalla regione fino a 3.000 euro sul biennio 2022-2023. La Sicilia ha fatto da apripista rispetto al resto d'Italia, ribaltando quell'idea per cui la nostra regione debba sempre stare in fondo alle classifiche. Grazie alla misura elaborata dall'assessorato all'economia, con il supporto prezioso di IRFIS, riassorbiamo quasi interamente il salato prezzo pagato dalle famiglie siciliane in maggiori interessi sui mutui. Siamo già al lavoro per reperire ulteriori dotazioni finanziarie che possano consentirci di recepire tutte le domande pervenute. Proposte che nella maggior parte dei casi sono state anche accolte dall'Aula.